Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa dire? Possiamo dare buone notizie per quanto riguarda questo nuovo fine settimana di settembre, per il fatto che l'alta pressione potrebbe diventare protagonista della scena. E per capire appunto la distribuzione della pressione al suolo volevo avvalermi di una mappa al suolo appunto prevista per la volta di domenica, che ci fa vedere un possente anticiclone con la lettera H che è incentrato nel nord della Francia e presente appunto questa alta pressione che abbraccia buona parte dell'Europa e che interesserà appunto anche l'Italia, e di conseguenza possiamo dire che l'anticiclone sarà protagonista della scena. Ci sarà solo qualche disturbo su alcuni settori meridionali, e per entrare appunto nel dettaglio volevo un attimo farvi vedere la possibile evoluzione con una mappa che ci fa vedere il tempo sia per sabato sia per domenica. Iniziamo per la giornata di sabato, quando ci sarà sole diffuso su molte regioni, a parte qualche fenomeno nel sud della Calabria, qualche cenno nella Puglia e nel sud della Sicilia, però appunto per il resto dell'Italia il tempo sarà buono con temperature gradevoli durante il giorno. E un focus anche per quanto riguarda il nord-est, che ci fa vedere tempo buono, è una mappa che riguarda sia sabato sia domenica, qualche nuvoletta di passaggio, però in linea di massima si starà bene, e quindi ottima occasione sia sabato e domenica per delle gite fuori all'aperto. Di conseguenza, come dicevo, possiamo dare buone notizie anche per chi vuole trascorrere del tempo all'aperto sia sabato sia domenica, ma le indicazioni sembrano positive anche per la prossima settimana, quando si ergerà un'alta pressione appunto sul Mediterraneo, che ci preserverà parzialmente da qualche infiltrazione fresca da nord-est, di cui potremo risentire a metà della prossima settimana, ma che comunque terrà a freno quelle che sono le perturbazioni atlantiche. Per ora è tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana, e chi ha tempo e voglia ci può vedere nel prossimo appuntamento.